pensa anche alla piazza, sindaco. Abbiamo pensato, grazie appunto anche alle progettazioni dei lavori pubblici interni, l'assessore Michelana, a una riqualificazione della piazza, dei parcheggi, dell'illuminazione, della viabilità. Siamo partiti intanto, tempo fa abbiamo rifatto l'asfalto di Via Radaelli, che era effettivamente in condizioni molto molto difficili. Si sta pensando appunto a una riqualificazione di tutto il quadrante. È un progetto ambizioso perché il costo totale siamo circa sui 3 milioni di euro, però contiamo di cercare di mettere un cronoprogramma nel tempo a step per riuscire a fare una riqualificazione completa dei quartieri. Magari con Cosa, l'intervento anche di privati. Certo. cosa dovrebbe diventare questa piazza? Quello che è già un luogo di incontro sempre di più, è già c'è stato sottolineato che il giovedì mattina che c'è il mercato è un elemento di grande aggregazione. Ho sentito le persone che sono soddisfatte di queste. Poi c'è una razionalizzazione dei parcheggi anche per servire San Camillo, che è uno dei punti importanti che ci sono in questa zona, e come abbiamo detto prima la riqualificazione dell'illuminazione, che appunto diventa un tema molto importante. Quindi è un progetto a 360 gradi.